più 0,6%. L'industria delle costruzioni s'appiglia a questa lieve ripresa per parlare di crescita, ma non nasconde le perplessità per un settore che più di altri ha sofferto della grave crisi economica che dal 2008 ha investito il Paese. Crediamo che si sia un po' rallentato, se non addirittura fermato, il periodo di crisi che viene dal 2008. Appunto noi speriamo che oggi si sia raggiunto il fondo, anche se non ne siamo esattamente sicuri. Un dato che per ANCE comunque rappresenta la linea di demarcazione di una crisi decennale che ha sottratto in Veneto 7 miliardi di investimenti, ma il dato più preoccupante riguarda l'occupazione. Un dato preoccupante è la perdita di ulteriori 14.000 addetti in Veneto nel settore delle costruzioni, che porta un saldo negativo di circa 100.000 persone impiegate in edilizia dal 2008 ad oggi. Una tendenza negativa che vede colpiti in modo particolare le province di Treviso, con una flessione superiore al 20%, seguite da Vicenza e Padova. Migliore la performance invece l'hanno registrata Venezia e con più 18% e Rovigo. In questo contesto i costruttori hanno aperto un dialogo con la Regione per gli appalti sotto il tetto di €1 milione. Si cerchi di e per i lavori sotto soglia cosiddetti, cercare di fare degli elenchi che racchiudano le imprese locali, le imprese regionali e le imprese provinciali da cui attingere, in modo tale da avere più possibilità per le imprese della regione di partecipare. Oggi esistono liste nazionali che vedono un afflusso enorme di aziende da tutto il Paese, penalizzando quelle locali. Insomma, la strada è ancora in salita per il settore, per il quale serve un colpo di reni.